La signora Cettina che suo marito si raccoglieva da travagliare, stanco, amore, hai donnato? Ci diceva così, Tutte hai così donnato? parlano, io non lo so perché. Parlano così, le così, donne così parlano. parlano. Sì, tornai. E lui parla così. Non mi rende niente che sono stanco, una mala giornata, oggi ho travaglio una mala giornata. Ma c'è la lavatrice che spande, la lavatrice che spande. Spande vuol dire che perde Sì, acqua perde rosutta, acqua, no? spande, C'è la lavatrice, la lava biancheria, perché da noi si chiama lava biancheria, che spande di sotto, sta arruggiando tutta. Sì, ma non ce ne puoi dare una controllata? E il tuo marito? E io che sogno tecnico da lavatrice. E vabbè, ma scusa, dacci un occhio, no? Senta, lasciami dire che sogno stanco. Sabbiava un divano classico. Sì, ma amore, ma anche la lampadina del bagno, che non funziona, non so che cosa è, non so, l'interruttore, non ce ne puoi dare un'occhiata? Mio marito, E io che sogno, elettricista. classico, i mariti rispondono così, Sì, no? sì, 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 ma amore, ma almeno scusami, dacci una scingiuta nelle viti dello sportello della cucina componibile che mi sta cascando l'ingorgo, scusa, che è lento. E io che sogno, fa legname. Il marito aveva Ma sempre proprio una matelico, risposta. liscio, no? indolente. Un giorno il marito rientra a casa, la moglie contenta che sperava, no? Che cantava la canzone. E come saprei, amatio, di meno nessuno saprebbe mai. Questo sperava contento, marito. E che hai, 48 zucchero? Che il marito quando vede la moglie contenta, non dando... Sì, amore, sì, oggi tutto a posto, tutto a posto. Oggi è venuto Saro. Qui è Sara. Saro, un bottonaro, il nostro bottonaro. Ah sì, Sara. Sì, ha sistemato l'anda della cucina, ha sistemato l'interruttore della lampadina e poi ha sistemato anche la lavatrice che spandeva di sotto. Che niente di meno, qui è MacGyver. Sì, Sara ha sistemato tutto, quell'uomo è veramente, è bravissimo. Sì, Ma voi sono soldi? no, quello soldi si è offeso, no. Mi disse, signora, o mi prepara una torta, oppure facciamo sesso. Ah, per davvero? Oh. Certo ci preparaste la torta, no? Sì, che sono pasticcera. Ah, vedi poi.